Il Comune scommette sul porta a porta e anche contemporaneamente lo unisce a un risparmio per quanto riguarda la tassa sulla spazzatura. Sindaco Zedda. Sì, intanto è un nuovo sistema che sta partendo, il sistema determinerà maggior decoro. Sicuramente ci saranno delle problematiche all'inizio all'avvio del nuovo sistema, lo definiamo porta a porta, poi alla fine non è un sistema porta a porta puro, nel senso che la città è diversa, è articolata in quartieri diversissimi tra loro, quindi ci saranno dei sistemi con dei cassonetti che verranno mascherati, delle mini isole ecologiche, diciamo, nei quartieri storici. Ci sarà un sistema con isole mobili, ci sarà un sistema con isole fisse di medie dimensioni, ci sarà un sistema porta a porta in altre realtà, quindi un sistema misto, l'abbiamo chiamato porta a porta per semplificare, però è un sistema innovativo che viene fatto in tutte le grandi città d'Europa, quindi è l'unico modo per ottenere un maggior livello di differenziate e un minor livello di tonnellate di indifferenziate. Ovviamente accompagnare questo a un incentivo come la diminuzione dei rattari, e cioè più differenzi, meno paghi, parte un nuovo servizio, paghi meno la tassa dei rifiuti, il cittadino pagherà meno, penso che sia Quanto in percentuale? 6-8%, già a partire da quest'anno, dal 2018, nel 2019 ci sarà un ulteriore abbattimento del costo legato all'andamento del nuovo progetto di raccolta dei rifiuti. Lei ha detto anche, attenzione, bisogna differenziare, sembra questo gioco di parole, tra i costi e i servizi. Certo, i servizi. Ovviamente un cittadino paga una tassa perché aspetta che ci siano dei servizi. Ora, il calcolo che va fatto non è tanto sul livello di tassazione che fanno pagare i diversi comuni, è che cosa offrono i diversi comuni in relazione al livello di tassazione. Faccio solo un esempio: in altre realtà il ritiro ingombranti non è previsto, costa 20, 30, 40 euro ogni volta che viene chiamata la ditta per ritirare i rifiuti ingombranti, da noi è gratis. Ecco, lì magari la comunicazione mi serve anche per dire: usate questo servizio, è già pagato da tutti voi cittadini cagliaritani, se avete un rifiuto ingombrante non abbandonatelo per strada, chiamate il servizio, è gratuito, vengono a casa a prendervi il rifiuto ingombrante, potete utilizzarlo più volte nel corso dell'anno, addirittura sono fino a 5 il numero di rifiuti ingombranti che possono essere ritirati anche in un'unica soluzione. Penso che pagando le tasse i cittadini abbiano anche diritto a usare queste opportunità. In un flash,